Ciao Vincenzo. Ciao Alberto. Allora Enzo, ti posso chiamare Enzo, sì? Sì, sì, sì. Allora Enzo, tu praticamente hai 28 anni, Sì, sei di Trapani sì. e sei in cerca dell'anima gemella. Sì. Però prima naturalmente di fare questo annuncio vuoi raccontare praticamente quello che ti è successo nella tua La vita. mia storia, sì. La tua storia, perché la tua storia purtroppo è una storia Un po', triste. sì, un po' abbastanza. Per cui noi saremmo davvero onorati di ascoltarla. Va bene. Allora Enzo, come comincia la tua storia? Tu praticamente sei separato, giusto? Sì. C'ho un bambino a 5 anni. Sì. E sono separato da 2 anni. Mia moglie mi ha lasciato e si è preso il migliore amico mio. Quanto tempo è che tua moglie ti ha lasciato? Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. E cioè il motivo che ti ha lasciato? Perché io sono uscito dall'ospedale, sono stato 3 mesi in coma. Chiariamo subito, Enzo una volta, diciamo, quando era sposato con la sua ex, Sì. quando tutto il rapporto insomma andava bene, lavoravi, sì? Sì, sì, sì. Andava tutto bene. Sì, sì. Finché un giorno tu purtroppo hai avuto un incidente sì, di moto, con la moto. con la moto. Circa, non so, 2 anni fa, 2 anni fa. 2 anni fa hai avuto questo bruttissimo incidente. Sì, sì. E sei stato in coma per quanto tempo? 3 mesi. Per 3 mesi in coma. Subito dopo, diciamo, il coma, che cosa è successo? Sono uscito dal coma, sono andato a casa mia, ho cominciato a litigare con mia moglie. Mia moglie, diciamo, faceva, come posso dire, come si dice? Era infedele nei tuoi confronti? Sì, sì, sì. Ti faceva le corna praticamente? No, no, ancora no. Non proprio. No, Però ancora era no. infedele, ti trattava sì, male. Sì, mi trattava male, cose. Mi faceva dispetti. Dispetti, Sì, ti faceva dispetti. ecco, esattamente. E questo perché? Faceva- Perché tu eri... Sì, perché non ero più abile di essere come quello di una volta. Esatto, perché naturalmente uscendo dal coma Sì. Vincenzo aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di essere accudito, di essere magari anche aiutato nel cambio, insomma, giusto? Sì, sì, Anche a sì, fare i sì. bisogni. Sì, sì, sì. Mm. E Continua. lei invece si è stancata di me Si è stancata e mi ha buttato. e ti ha buttato fuori. Sì. No, E ti ha lasciato? mi ha lasciato dopo che io mi sono andato a casa di mia nonna. Sì. Perché sono andato stato a casa di mia nonna io. Perché me la passavo meglio a casa Certo. di mia nonna. E siccome un po' di persone di Trapani, giustamente, non si fanno i fatti suoi. Poi c'era un'invidia verso di Le me. malelingue, diciamo, Sì, hanno fatto poi, sì. hanno C'avevano completato invidia l'opera. verso di me perché io ero un angioletto proprio. E praticamente ho visto la fotografia mia Sì. e io ero un angioletto e tutti avevano gelosia verso di me Esatto. e ci hanno parlato male di me. Avevano mia gelosia per quanto riguarda cosa? Il matrimonio che andava moglie. bene? No. E per cosa? Su di me proprio. Cioè gelosia su di me. perché tu magari eri un bel ragazzo? Sì, sì, era un bellissimo ragazzo proprio. Sì. Non per dirlo io, Sì. perché se le foto parlano. Certo. E parlano con te e hanno parlato troppo a vanvera sì. verso di me. E mia Hanno moglie, detto cose non vere sì, praticamente. mia moglie ci ha creduto E ti ha mi ha lasciato. lasciato. E si è messa col tuo migliore amico. Sì, sì. Esatto, ora tu sei venuto qui stasera appunto non per ritornare alla storia No, vecchia, no, perché no. ormai non ti interessa No, più. proprio. È un libro chiuso per cui Enzo si vuole creare una nuova famiglia, Sì, si vuole sì, perché- creare un futuro. Sì. Perché purtroppo la solitudine è brutta. Enzo soffre la solitudine e si è stancato di stare da solo. Dico bene? C'ha 2 anni, sono da solo, sono proprio esasperato a stare da solo. Certo. Io non cerco a una ragazza che sia calda schiffer, però non mi interessa se è grossa, se è magra, l'importante è Che ti voglia bene. Esattamente. Soprattutto ti rispetti. Esattamente. E ti accetti per quello che sei. È importante che io diciamo è affettuosa, solo questo mi interessa a me. Esatto. Poi non gli faccio mancare niente Certo. proprio. Certo. Gli tengo il mio cuore, se vuole il mio cuore.
vai guardando l'aspetto fisico, No, no. Enzo non va guardando l'aspetto fisico, ma a lui interessa il carattere, interessa che la ragazza sia buona di animo e soprattutto lo tratti bene, perché Enzo qui ha sofferto molto nella sua vita, soprattutto negli ultimi anni, ha passato cose veramente che non auguriamo di passare a nessuno. Purtroppo per causa di questo brutto incidente la sua vita è stata tagliata a metà. Ma adesso, nonostante tutto, Enzo... Scusa, Sì. è stata frantumata come una bottiglia quando Direi. la butti di quinto piano e scoppa per terra. Si è frantumata così la mia vita, proprio si è rotta a mille pezzettini e non riesco più a rimettere i cocci insieme, proprio è finita. Vabbè Enzo, però come ti ho detto io, tu devi essere coraggioso, Sì. devi avere coraggio Sì. ed andare avanti. Certe volte io purtroppo ho anche la depressione, perché lo devo dire. È Perché normale che c'è la depressione perché te l'ho sono detto, da solo, la solitudine cose. è una cosa brutta. Sì, sì. E ti può capire solamente chi è che l'ha passata. Sì, lo so. E praticamente io mi sono stanco e stufo di stare da solo. Perché dico io, ti do anche l'anima a una Certo. ragazza io. Ma perché non mi vuole nessuno? Nessuno mi guarda e cose. O magari mi guardano e si girano la faccia. Ma che vedono verso di me? Un diavolo? Cosa vedono? Non so nemmeno cosa spiegarmi proprio. Io vado in chiesa, supplico tutti i santi in cielo, cose, però non so come devo fare proprio per trovare una ragazza. Non lo so Tu non ti proprio. devi preoccupare. Te l'ho detto, questo è un periodo negativo per te. Ma E si aggiusterà anche questo. scusa Betto mio, c'ha 2 anni già che è un periodo negativo e non so come deve finire questo periodo, Certo. veramente. Purtroppo nella vita si deve soffrire sempre. Si dice sì. sempre chi soffre. Io penso, scusa un minuto, penso a Dio quando è sofferto Dio e mi sembra che le sofferenze che ha avuto Dio sono ricadute su di me, te lo giuro veramente. Le stesse sofferenze che ha passato Dio pare che mi sono cadute su di me, proprio. Enzo è qui, ha 28 anni, è un trapanese, lavora, perché tu lavori, vero? Sì, sì. Anche saltuariamente, però lavora.
ha la patente, la macchina non se l'è comprata ultimamente perché non sa dove andare da solo, Sì, però sì. è un bravo ragazzo, è sistemato e si vuole ricreare una famiglia. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Enzo è qui, è disperatamente in cerca della sua anima gemella. Non va guardando l'aspetto fisico, ripeto, non va guardando l'aspetto esteriore, va guardando solamente il carattere. E a lui interessa che la ragazza lo accetti e lo voglia bene. Allora Enzo, come passi il tempo in una giornata? Io di solito lavoro, cose, no? Vado a trovare qualche amico, cose, insomma, per svegliarmi la vita, Sì. perché non posso stare sempre da solo, Certo. cose, perché sennò la notte poi non dormo. E perciò cerco sempre di trovare qualcuno che mi fa compagnia e cose. Poco fa tu mi hai parlato praticamente dei progetti che hai per il futuro se incontrassi sì. la tua anima Sì, gemella. se mi Dillo riesce- anche in TV. Sì, mi riuscirebbe a trovare la mia anima gemella. Se lei accettasse, io dopo un anno me la sposerei subito. Veramente lo dico. Lo sto parlando con il cuore in mano, ragazzi. Veramente lo sto dicendo. Appena faccio un anno me la sposo. E non ci faccio mancare niente, niente proprio. E non date retta alle persone che parlano male di me. Perché a Trapani sono moltissime che parlano male di me. Sono moltissime veramente. Dimmi Enzo, che cos'è che ti manca praticamente dell'amore? Tutto, Alberto mio, veramente mi manca tutto. Io sono. Che cos'è che sono vorresti cresciuto- fare tu praticamente? Se tu non fossi solo e saresti con la tua anima gemella, che cos'è che ti piacerebbe fare? Dimmi, Andare a apriti. mare, alla sera uscire, andare a prendere un gelato, a comprare una pizza. Proprio a me piace queste cose. Stare insieme con gli amici, scherzare, perché sono io un tipo scherzoso, non sono un tipo moscio, cose. Sono un tipo scherzosa, cose. Infatti io ho perso un po' di tempo a cercare te, appunto per questo. Perché ho detto solo Alberto mi può aiutare. E basta. Ma intanto io in trasmissione il mio numero di telefono lo do. Va Come bene. mai ti è venuto difficile? Purtroppo perché io a casa mia non si vede la trasmissione, capito? Sì. E mi devi scusare Alberto mio. E purtroppo. L'importante è che ci sei riuscito. Va bene, grazie Alberto. Vabbè, amiche telespettatrici, lo vedete? Enzo è qui, è un bonaccione, è un ragazzo che ha bisogno di essere amato. Lui, come ripeto e come ho detto, non va cercando la luna, non va cercando un tipo speciale di donna, lui Vado va a cercando, Schiffer. esatto, lui va cercando una donna che lo voglia bene e lo accetti per quello che è, perché Enzo, Non guardate il mio esteriore, ma il mio interiore. Cosa c'ho nel cuore è per voi proprio. Enzo vuole ritornare a vivere, vuole ritornare ad essere un essere umano, un uomo praticamente che si gode la vita come tutti Sì. e d'altronde se lo merita perché è stato sempre un grande lavoratore e soprattutto perché ha sofferto molto nonostante Sì. l'incidente L'incidente che che è ho avuto. successo. Che poi, mentre che io ero in coma, dopo un mese che io ero in coma, è morto anche un mio amico. Signor spettatore, voi lo conoscete, posso dire il nome? Alberto. Peppe Palermo. Quando è morto Peppe Palermo, dopo un Con mese. la moto, è morto con Sì, la moto. dopo un mese di me. Sì. Io un mese prima avevo avuto l'incidente e dopo un mese è morto Peppe Era Palermo. grande la moto di cilindrata? Sì, 125. Ok. Però era pure maggiorata, cosa, Eh sì. truccata, come si dice. Purtroppo i freni non prendevano giuste. Riscaldavano e non prendevano giuste. Esatto. Volevo fare Valentino Rossi e non è riuscito. E poi Alberto, cosa che causa la vita. Lo so, purtroppo succede anche questo. Sì. Amiche telespettatrici, ripeto, Enzo è qui, ha 28 anni ed è in cerca della sua donna ideale. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che chiamare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Allora Vincenzo, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando e si aspettano che tu dica qualcosa a loro. Allora se tu hai qualcosa da dire, rivolgiti alla telecamera come se stessi parlando con loro in questo Allora, momento. sono un tipo romantichissimo. Se voi volete qualche poesia detta ora stesso, lo posso dire anche ora stesso. Cosa dici tu Alberto? Se vuoi, te lo dico ora, una poesia. Una poesia bella? Va bene. Io credo che l'accettino. Va bene. Vai. Allora, sto parlando con una donna proprio che io spero che mi sceglia. Allora, le tue labbra sono come cristallo, come petali di cristallo, petali di rosa di cristallo. E tu lo sai che il cristallo è abbastanza raro. È giusto? Finita? Sì, sì. Bellissimo. Grazie. Complimenti. Grazie Alberto.
E questa è una poesia praticamente che l'hai inventata? No, l'ho inventato Ti esce io. dal cuore. Sì, sì, praticamente sì. Esatto. Un giorno che sono andato a trovare mio figlio, perché ho anche un bambino di 5 anni, ripeto a Dio, che è la mia vita Certo. proprio. E Gli dedicherai una poesia anche a lui. se ci mancasse altro, piano piano, cioè cercherò Non disperare, perché la tua anima gemella la troverai. Speriamo, Nella mia Alberto trasmissione la troverai. Speriamo, tranquillo. Alberto mio. Ok? Amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Enzo, non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E vi raccomando, chiamate, perché Vincenzo è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta pure Ciao Vincenzo. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah.